Buongiorno in diretta con Focus TG. Vediamo una notizia di cui parleremo tra pochissimo, e cioè un poliziotto in pensione che ha accoltellato la moglie durante una lite in casa e poi ha rivolto la lama verso di sé. La figlia ha sentito le urla e ha lanciato l'allarme. È accaduto a Belluno. Questa donna è stata ricoverata al Cafoncello di Treviso. Andiamo avanti con il maltempo, perché ci sono stati gravi danni, un'altra ondata che ha colpito in particolare le aziende agricole, raccolti distrutti. Ne avevamo parlato anche ieri a Marostica. Adesso con Monica Smiderle e Andrea Benetti. A te Monica, dove siete? Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo a San Michele, frazione collinare di Bassano del Grappa, per documentare i danni provocati dalla grave ondata di maltempo che ha colpito ieri l'intera fascia pedemontana da Marostica a Bassano, ma in particolare i territori di Mussolente, San Zenone fino a Fonte e Asolo. Maltempo che era annunciato, ma che ha colpito duramente in particolare le colture. Io direi, prima di parlare con Mirko Gottardi, nostro ospite di oggi, viticoltore di Bassano, di vedere quello che è successo ieri con le immagini e il servizio della redazione di Bassano. Vediamo insieme. Fiume di acqua e ghiaccio invade le strade di Fontanelle, frazione di Lusiana Conco. Nel primo pomeriggio una nuova fortissima ondata di maltempo ha colpito tutta la pedemontana. Nella zona dell'altopiano sono stati segnalati anche allagamenti ai piani bassi delle abitazioni. Mentre a Marostica, già colpita nelle ore precedenti, la situazione è rimasta sotto controllo, la grandinata si è poi spostata verso Bassano, con chicchi grandi alcuni centimetri, anche più di una moneta da 2 euro e cumuli di ghiaccio ovunque. Solo dopo diversi minuti si è aggiunta anche la pioggia, mentre la perturbazione ha proseguito la sua corsa verso est, arrivando a San Giuseppe di Cassola, dove gli effetti sono stati particolarmente violenti, come testimoniano le immagini di un nostro telespettatore. Anche Mussolente e Romano Dezzelino sono state sferzate da raffiche di vento e pioggia. Il ghiaccio si è accumulato in pochi attimi, mentre il fogliame degli alberi ha invaso le strade, come si vede nella zona di Sacro Cuore e su altre arterie del circondario, in particolare nella zona verso nord. Ai vigili del fuoco non sono arrivate chiamate per richiesta di soccorsi, ma l'ondata ha avuto un'intensità che ormai è diventata ordinaria e non si può più definire eccezionale. Un'ondata di maltempo davvero intensa. Mirko Gottardi, lei ci diceva, ho visto arrivare davvero un tempo mai visto. Un'emozione pazzesca, perché il rumore sprigionato da questa velocità di avanzamento di queste nuvole era impressionante. Io non avevo mai visto una cosa di questo tipo. Fortunatamente un po' legato all'inizio e un po' all'aspetto, al momento vegetativo, che la pianta ha una folta chioma e non avevamo ancora cimato, ha fatto da cappello e ha riparato abbastanza contenendo i danni che abbiamo poi avuto. Mostriamo i danni su un grappolo d'uva, Gottardi. Sì, ecco, vediamo, adesso cominciano già a imbrunire tutte le ammaccature, se sono singolarmente indirizzate al singolo acino, lui andrà a cadere. Il problema più grosso potrebbe essere nel momento in cui viene intaccato il raspo, praticamente il conduttore della linfa per gli acini. Danni ai grappoli d'uva, grandi danni alle viti, ma danni anche agli ortaggi, mi diceva. Il comparto orticolo è veramente altamente danneggiato, molto sensibile. In questo momento stava sprigionando l'inizio delle primizie, dalle zucchine, pomodori, melanzane eccetera, e le verdure da taglio, e effettivamente quelle sono state devastate abbondantemente. I chicchi di grandine o le immagini che avete visto sono significative.
Ci sono danni ingenti alle colture di tante aziende agricole del territorio. Oggi ho avuto modo di sentire qualche collega. Questi temporali coprono delle fasce abbastanza limitate, fortunatamente, però il susseguirsi di questi eventi fa sì che se non è un giorno o l'altro sei sempre. Però effettivamente ci sono degli agricoltori qui limitrofi che non hanno neanche avuto nessun tipo di danno, mentre come già premesso abbiamo delle zone verso est che sono altamente danneggiate. Zone verso est, si diceva in particolare Mussolente, San Zenone. Con noi Nicola Mutarello, che è tecnico di Coldiretti. Che informazioni ha? Sì, nella giornata di ieri una violenta grandinata ha colpito tutta la fascia del Bassanese, dove siamo qui oggi, fino ad arrivare ai comuni limitrofi con la provincia di Treviso, quindi come diceva prima Mussolente, San Zenone. Scenari che sono sempre più frequenti rispetto al passato, dove erano più sporadici, che stanno mettendo in crisi la nostra agricoltura vicentina, colpendo, come detto da Mirko prima, le coltivazioni che sono quelle orticole, frutticole, vitivinicole e da non ultime i nostri cereali. Senta, oggi è il giorno della conta dei danni. Sì, oggi in questa mattina abbiamo girato qualche azienda andando a verificare i danni che sono veramente ingenti, come diceva Mirko, localizzati in aree, quindi non tutte le aziende del territorio hanno avuto danni, appunto perché il vento ha spostato la grandine settorialmente, quindi a zone, a fasce. C'è preoccupazione? C'è sempre più preoccupazione, soprattutto nel cuore e nella mente dei nostri agricoltori, perché come detto prima questi fenomeni sono all'ordine del giorno. È successo ieri a Bassano, ma non dimentichiamo martedì che l'area colpita era quella di Marostica. Questa dunque è la situazione il giorno dopo la grave ondata di maltempo che ha colpito tutta la fascia pedemontana. Se non ci sono domande, direttore, la linea torna allo studio. Grazie molte Monica Smidel e Andrea Benetti per la parte tecnica. E vediamo immagini impressionanti a Bussolengo, siamo nel Veronese, sono oltre 100 le richieste di soccorso giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Verona a seguito del forte maltempo che ha interessato la provincia nel pomeriggio di ieri. Sul territorio circa 50 vigili del fuoco con numerose squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti provinciali. Le squadre si sono occupate di rimozione di alberi battuti, qui vedete un condominio devastato da una tromba d'aria, poi la messa in sicurezza di queste coperture danneggiate, tegole pericolanti e danni causati da un vento fortissimo. Particolarmente colpite le aree di Castelnuovo del Garda, guardate che distruzione, Bussolengo, Pescantina, Somma Campagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona 2 persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all'interno della propria autovettura a causa della caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. A Bussolengo il forte vento ha provocato il danneggiamento ed è dir poco di una palazzina che vedete in queste immagini. E il maltempo ha colpito anche sulla pedemontana trevigiana nel pomeriggio, raffiche di vento ma soprattutto grandine, grande come uova, che ha provocato diversi danni da Asolo a San Zenone degli Ezzelini. Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio intorno alle 16 lungo tutta la fascia della pedemontana trevigiana, da Asolo a San Zenone degli Ezzelini, da Onè di Fonte a Masera. Chicchi ghiacciati, grandi come uova, hanno ricoperto in pochi minuti strade e giardini di un manto bianco. Chi ha assistito al forte temporale accompagnato da raffiche di vento e pioggia racconta di un fenomeno mai visto prima con questa violenza. Ad Asolo le raffiche e la grandine hanno fatto volare le tegole dai tetti di alcune abitazioni. Danni alle colture, ma anche alle auto. Al CFP di Asolo specchietti e cristalli delle vetture andati distrutti, rotti anche i vetri delle finestre, come accaduto al centro culturale Casa dei Campanari. Un disastro.
Ondata di maltempo prevista che si è abbattuta con tutta la sua violenza. Diverse le immagini pubblicate dai cittadini sulla pagina Facebook di Meteo Bassano Pedemontana. In mano i chicchi di Grandine, a Liedolo di San Zenone, a Onè, a Crespignaga di Masera, Castelcucco, ma anche a Vittorio Veneto Nord. Ad Altivole le forti raffiche di vento hanno fatto cadere alcune piante. Servizio di Francesca Bozza. Adesso andiamo in diretta telefonica dal nostro corrispondente da Venezia, Lorenzo Maier, perché il maltempo si è abbattuto, Lorenzo, in particolare su Pellestrina. A te sì. Lorenzo. Buongiorno direttore, a te, ai nostri telespettatori di Dirette Veneta. È stato un pomeriggio difficile a Pellestrina, come giustamente dicevate da studio, a Pellestrina ma anche a Lido di Venezia, in particolare a Pellestrina, dove la tromba d'aria del pomeriggio ha letteralmente sradicato alcuni alberi, uno di altissimo fusto, molto imponente come massa del tronco, si è abbattuto e per fortuna non ci sono feriti su un complesso abitativo definito, chiamato in Isola Villaggio Mose, che ospitava gli operai e che adesso è occupato da altre abitazioni di lavoratori, e per strade che si sono trasformate in torrenti perché l'acqua piovana caduta in pochissimi minuti ha letteralmente allagato la sede stradale, mandando in tilt tutto il sistema di scolo. Viabilità difficile, pompieri al lavoro per rimuovere dalla sede stradale i grossi tronchi di albero, ma per fortuna non ci sono feriti. Nelle prossime ore sarà stilata una conta ovviamente dei danni. Per ora, per fortuna, nessun ferito. Grazie molte a Lorenzo Maier. Vediamo immagini anche con il nostro regista Mattia Pizzaia, vediamo le immagini da Altivole. Ci sono state ad Altivole delle folate di vento fortissime che hanno sradicato grosse piante ma anche rami che sono finiti sulle auto in sosta. Vedete i vigili del fuoco in azione per liberare marciapiedi e carreggiate. Adesso direi di andare con i nostri registi, i nostri tecnici, da Ilaria Marchiori a Mestre, in diretta da Mestre, perché c'è una situazione difficile per quanto riguarda i condomini dell'Ater alla nave di Altobello. Potrebbero esserci altri sgomberi dopo quello che è già stato eseguito. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, ce ne saranno sicuramente altri sgomberi, perché il maxi blitz avvenuto ieri mattina all'alba è stato solamente l'inizio e ha già dato ottimi frutti, perché vi voglio proprio far vedere come sono state murate moltissime di queste abitazioni qui alla nave di quartiere Altobello in via dello Square. È stato un blitz che ha visto impiegati decine di uomini in tenuta antisommossa, tra polizia, carabinieri, reparti speciali, si sono presentati proprio alle prime luci dell'alba davanti agli ingressi del condominio e ovviamente di ogni singolo appartamento. Un intervento che in realtà era già stato pianificato nei dettagli da tempo, ma poi deciso 3 giorni prima in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, e che tra l'altro di cui si parlava da tantissimo tempo, compresa l'amministrazione comunale, che aveva già messo in atto altri sgomberi in altre zone, perché sappiamo che questa è una delle zone più degradate che necessita di intervento, ma ce ne sono altre. Ad esempio abbiamo parlato a lungo nel corso degli anni delle varie occupazioni anche in quartiere Pertini, ma non solo, e dunque questo è stato un primo vero e proprio blitz avvenuto all'alba. In realtà sembrerebbe che nella notte qualcuno abbia già tentato di rientrare e occupare nuovamente altre abitazioni qui nella zona della nave, però ancora queste informazioni devono essere verificate. Questo ci sarebbe stato detto proprio poco tempo fa da alcune persone che avrebbero visto occupare alcune abitazioni nel corso della notte, ma naturalmente, ripeto, vanno verificate. Un duro colpo
colpo. Il sindaco di Venezia Simone Venturini però dice non è finito, ci saranno altri sgomberi, noi vogliamo mirare a riqualificare non solo questa ma anche altre zone di Mestre e ovviamente anche di Marghera. Dunque sentiamo proprio le dichiarazioni del sindaco di Venezia e a seguire quelle invece del presidente di Ater Marco Mestriner. Nel frattempo io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Da tempo insisto sulla necessità di abbattere velocemente la nave di Altobello, un complesso di edilizia popolare costruito decenni fa con delle logiche oggi che non sarebbero replicabili, tanti spazi comuni, un complesso con tantissimi appartamenti concentrati che negli anni è diventato quello che vediamo oggi appunto sui giornali. In questi mesi l'Ater ha liberato il più possibile gli alloggi e ci sono tutte le condizioni per buttare in giù quanto prima quel complesso e rigenerare sotto il profilo urbanistico quell'area con interventi di qualità capaci appunto di consegnare al territorio un nuovo quartiere ad Altobello e completare il percorso di riqualificazione dell'intero distretto. Un impegno su cui il Comune vuole giocare la sua parte, ci incontreremo con la Regione, lavoreremo con l'Ater in tempi rapidissimi per spingere affinché si arrivi a quella soluzione. Devo dire poi che questa soluzione potrebbe essere anche replicata in altri contesti urbani in cui ci sono grandi complessi immobiliari pubblici lasciati un po' andare negli ultimi decenni, elementi di anche degrado sociale e in cui anche le persone che lì vivono non possono esprimere al meglio le loro potenzialità, i loro desideri. Quindi penso a Via del Bosco a Marghera, che è un altro grande complesso che richiede grandi interventi in tal senso. Ieri mattina è stata eseguita da parte delle forze dell'ordine, polizia e carabinieri un'operazione alla nave 1 di Altobello a Mestre, dove sono stati recuperati diversi alloggi occupati da occupanti abusivi e è stata ripristinata un po' la situazione di normalità. Sicuramente bisognerà continuare con questo lavoro, stiamo andando avanti per mettere in sicurezza tutta la zona, per mettere soprattutto in sicurezza gli abitanti del quartiere e quei pochi residenti che fra poco saranno trasferiti altrove e per riuscire a dare una decisione definitiva sul futuro di quello che sarà la nave 1 di Altobello. Così il presidente dell'Ater Marco Mestriner. Adesso andiamo a Padova, sempre in diretta da Marta Zatta e da Federico Cibotto per la parte tecnica, perché c'è stata una violenta aggressione in carcere, 3 agenti penitenziari feriti da un detenuto. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, con Sandro Ponchio ci troviamo davanti alla casa circondariale di Padova, dove veramente non c'è pace per gli agenti che vi lavorano al suo interno. L'ennesima aggressione ieri intorno a mezzogiorno e mezzo, quando un detenuto di origine marocchina ha chiesto a un agente di poter bere un caffè assieme ad un altro detenuto, uscire dalla cella di sicurezza nella quale si trovava. Al no dell'agente, ecco, il detenuto ha risposto con estrema violenza. Ha iniziato a colpire con forza al volto l'agente, prendendo anche un calzino con all'interno una placca metallica e colpendolo al volto. Sono arrivati in suo aiuto altri 2 agenti e anche qui la violenza è stata veramente estrema, tanto che i 3 agenti sono finiti al pronto soccorso di Padova con una prognosi di 5, 7 e 10 giorni. Non è un caso isolato, ne abbiamo parlato veramente tante volte. L'ultimo episodio proprio un mese fa, all'incirca era il 22 maggio, una violenza che colpisce duramente le carceri venete, le carceri padovane, e da qui anche l'urlo di aiuto al governo, l'urlo anche di rabbia da parte del sindacato. Noi abbiamo intervistato telefonicamente Donato Capece, che è segretario generale di SAPE. Ascoltiamo le sue parole e poi la linea può tornare allo studio. Basta aggressioni contro i nostri poliziotti penitenziari, che tutti i giorni sono lì negli istituti di pena per garantire la sicurezza ai cittadini. Il governo deve prendere dei provvedimenti forti nei confronti di questi soggetti che non tollerano la detenzione. Il carcere serve a rieducare, ma attraverso le regole, attraverso il rispetto degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria. Diciamo basta, anche se ormai sembra quasi non fa più notizia l'aggressione che viene fatta nei confronti dei nostri poliziotti. Noi rappresenteremo al Ministro, rappresenteremo al Capo del Dipartimento questa ennesima aggressione, diremo basta,
e se non ci sono provvedimenti su questo argomento noi saremo costretti a scendere in piazza per denunciare all'opinione pubblica e ai cittadini la disattenzione verso il carcere da parte del governo. Così questa era la situazione, purtroppo una situazione molto, molto grave con violenze che gli agenti penitenziari continuano a subire e sulla violenza continuiamo ad andare avanti per un tentato femminicidio a Belluno. Un poliziotto in pensione ha accoltellato la moglie che è in gravi condizioni al Cafancello di Treviso. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani. A te Tiziana. A Santa Giustina davanti al municipio con il sindaco Ivan Minella per capire che cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri a poche centinaia di metri dalla sede municipale quando Claudio Perot, ex poliziotto in pensione di 63 anni, ha tentato di uccidere la moglie Silvia De Martin di 55 anni, tuttora agente della Polizia di Stato in servizio all'ufficio di gabinetto della Questura di Belluno. La donna è ricoverata all'ospedale di Treviso in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita e a ore si dovrebbe sapere, avere contezza sul proseguo della sua permanenza in ospedale, che comunque è condizionata da un intervento chirurgico. Il marito invece si trova piantonato all'ospedale di Belluno con ferite d'arma da taglio, perché sembra che l'uomo, dopo aver infierito sulla moglie, abbia tentato di togliersi la vita. Sindaco Minella, un episodio di grande sofferenza, di grande dolore, come l'ha preso? Una comunità di Santa Giustina che è estremamente in difficoltà su questa condizione, una comunità che, come ho avuto modo di dire anche ai giornali, in shock, in totale shock, è una comunità che si stringe alla famiglia in questo momento veramente critico, si stringe alla moglie, si stringe alla figlia e in realtà a tutta la famiglia. È una comunità in difficoltà che cerca di far fronte a queste notizie di cui non si è mai pronti. Di conseguenza aspettiamo dagli inquirenti più notizie e più informazioni riguardo a quello che è successo. Peraltro lei conosce bene questa famiglia, conosce bene certamente Claudio Perot, l'ex poliziotto, anche perché è il fratello di Andrea Perot, che è scomparso alcuni anni fa in seguito ad un incidente, a uno scontro stradale. In questi giorni lei aveva avuto occasione di incontrare Claudio Perot per una cerimonia ufficiale del comune. Abbiamo fatto la consegna del premio Perot, che è un premio alla memoria di Andrea Perot, ex amministratore sia provinciale che comunale, di cui abbiamo onorato la memoria, l'esempio per tutta la comunità civile legata al terzo settore, legato soprattutto ai giovani. Una famiglia completamente integrata a Santa Giustina, di cui anche il papà è grande interprete, e con Claudio abbiamo affrontato parecchie iniziative anche di gemellaggio con i comuni noi di Santa Giustina, quindi sì, una famiglia completamente integrata. Quindi quello che lei ci sta dicendo in questo momento rafforza ancora di più questo sentimento di shock che sta condividendo la comunità di Santa Giustina, che per l'appunto nel pomeriggio di ieri si è trovata catapultata in uno scenario davvero complicato, davvero difficile, davvero drammatico. I vicini ieri avrebbero riferito di aver sentito probabilmente le urla in conseguenza di un litigio strano sembra, e che questo litigio poi abbia avuto la conseguenza peggiore. Subito si sono precipitati in via 20 settembre, dove c'è la casa della famiglia, i carabinieri.
e che hanno avviato immediate indagini coordinate dalla Procura di Belluno. Vi potete immaginare quanto sia strettissimo il riserbo degli inquirenti, al punto che né della Procura né tantomeno dal Comando Provinciale dei Carabinieri sono state diffuse comunicazioni, informazioni ufficiali. Non c'è null'altro da aggiungere invece il commento che arriva dal capo dell'ufficio di gabinetto della Questura di Belluno, Luca Fodarella, che oggi ci ha rassicurato sulle condizioni di salute della collega che lavora a stretto contatto con il Questore di Belluno, Roberto Della Rocca. Allora, noi ringraziamo il sindaco Ivan Minella e ci risentiamo questa sera per tutti gli aggiornamenti di questo fatto drammatico accaduto, lo ripetiamo, nel pomeriggio di ieri in un appartamento di una palazzina qui vicino al municipio nel pomeriggio. Grazie molte Tiziana Bolognani con l'operatore Stefano Bozzi. E a proposito di sicurezza, da venerdì tornano attive le cosiddette zone rosse nei comuni di Venezia, Jesolo e Chioggia, l'annuncio durante la conferenza regionale dell'autorità di pubblica sicurezza. Su questo fronte preoccupa in particolare l'aumento della violenza giovanile. A Tirano da venerdì noi contiamo di adottare per il territorio della città metropolitana di Venezia una serie di provvedimenti che riguardino sia il territorio di città Venezia, quindi Mestre, Marghera e la parte lagunare, e ovviamente le due città che ce lo hanno richiesto, che sono Chioggia e Jesolo. Tornano le zone rosse. L'annuncio arriva dal prefetto di Venezia Darco Pellos, che ha presieduto a Cacorner la conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, un tavolo che riunisce i prefetti del Veneto, i vertici delle forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. La violenza giovanile è uno dei temi caldi, uno dei fronti aperti che genera maggiore preoccupazione. L'ultimo episodio grave a Sottomarina, una violenta rissa tra una quindicina di giovanissimi in Viale Venezia la notte tra sabato e domenica. Sono dei comportamenti che sono degenerati, che non sono attribuibili specificamente ad uno solo motivo, ma ad una serie di concause. Certamente molti dei comportamenti più disagiati sono determinati da un abuso di alcol, talvolta anche da comportamenti dei gestori dei luoghi di ricreazione, che quindi vanno altresì osservati, ma noi stiamo collaborando anche con queste categorie per giungere ad un livello di sicurezza che sia adeguato. Le risposte delle istituzioni arrivano, dice il prefetto di Venezia. A Jesolo, ad esempio, dagli interventi dopo la rissa di via Herrera o dopo la rapina di un minorenne in piazza Carducci, fino all'aumento numerico di personale delle forze dell'ordine. Ma le risposte, aggiunge Darco Pellos, devono arrivare anche dalla scuola, dalla famiglia e dalla società civile. Sul territorio delle forze dell'ordine ci sono, e la dimostrazione è data dalla capacità delle forze dell'ordine di intervenire immediatamente in tutti i casi in cui si sono verificati dei disagi. E questo, la dimostrazione di Jesolo, è proprio quanto di più efficace si possa fare. Avete visto come anche gli ultimi episodi siano stati immediatamente contrastati dalle forze dell'ordine, sono stati immediatamente individuati i soggetti. Zone rosse sono una risposta a questo genere di problemi? Sono una delle risposte. Non esiste nell'ordine della sicurezza pubblica una risposta unica. C'è una risposta che deve essere data dal sistema, e ovviamente noi che ci occupiamo di sicurezza possiamo dare questo tipo di risposta che ha un atteggiamento di prevenzione e non di repressione. Servizio di Filippo Fois, oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia, Tony Paul, Edoardo Paris e Sebastiano Pizzolongo. Andiamo avanti con le zone rafforzate anche a Vicenza. Sentiamo. L'operazione ha portato all'identificazione di circa una decina di soggetti, di cui 7 sono stati segnalati alla prefettura perché sorpresi a detenere sostanza stupefacente per uso personale. Uno di questi, durante il controllo, ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente, e i colleghi prontamente hanno cercato di evitare la dispersione proprio della sostanza, e quindi ne è nata una piccola colluttazione dove una collega è rimasta ferita lievemente ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.
Un fine settimana intenso per gli uomini della polizia locale che hanno passato al setaccio il territorio della ex zona rossa, diventata ora zona a controllo rafforzato. In particolare sono stati gli agenti del nucleo operativo speciale e della squadra antidegrado ad ispezionare minuziosamente le aree circostanti la stazione, Campo Marzo, il Quadrilatero e parte del centro storico. Una serie di interventi che hanno portato alla denuncia di 3 persone, una per spaccio, una per resistenze e lesioni e una per tentato furto. Un bilancio proficuo che testimonia l'impegno costante sul territorio della polizia locale. È stato un fine settimana abbastanza intenso. L'ultimo episodio riguarda domenica, che siamo stati fermati, una pattuglia di antidegrado è stata fermata da un cittadino dicendo che gli avevano rubato la bicicletta. Siamo corsi a visionare le telecamere e in breve tempo lo abbiamo preso e recuperato la bicicletta, ovviamente denunciato per furto. Chiaramente il cittadino ci fa una miriade di richieste che riguarda sempre la sicurezza. I mendicanti in centro non vogliono essere disturbati, qualche furto, i parchi che vengono occupati da bande di baby gang, però in questo momento stiamo rispondendo a tutti e verificando tutto quello che ci viene richiesto. Procedono intanto i lavori della TAV all'alta velocità nel Vicentino e nel Padovano, anche qui ci sono tensioni, però andiamo a Grisignano di Zocco per sentire i sindaci a confronto, proprio in particolare sulla nuova linea nel tratto proprio tra Padova e Vicenza. In diretta Daniele Garbin con Alberto Pivetta per la parte tecnica. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Grisignano di Zocco, il municipio alle mie spalle, con Andrea Nardin, presidente della provincia. Buongiorno ai telespettatori. Ecco, come ha anticipato, il tema è proprio l'arrivo della TAV. Non è una novità ovviamente e non sarà certo l'ultima occasione per parlarne. Ecco, all'indomani dell'incontro importante che si è avuto in provincia con i comuni e i sindaci che hanno fatto un faccia a faccia con RFI per discutere e precisare un po' tutte le richieste, le esigenze dopo oltre un anno insomma, in cui si attendeva questo incontro, è stato un momento proficuo anche per sgombrare il campo da alcune questioni. Ovviamente non tutto è stato definito, resta la grande questione dello scavalco della linea molto probabilmente nel territorio di Vicenza, ecco, ma qui a Grisignano oggi è stata l'occasione invece di fare il punto su un aspetto particolare, che Grisignano resta baricentrico per tutta la zona. Intorno ai 25 comuni avevano chiesto di adeguare il parcheggio e l'accesso a questa stazione, che comunque nelle intenzioni verrà demolita e ricostruita, e quindi si parla proprio di ridiscutere un asset importante tra Vicenza e Padova che cambierà con l'arrivo della TAV. Sì, l'idea principale sia come Presidente della provincia che come Sindaco è quello di rispondere alle esigenze dei cittadini, siano essi lavoratori o studenti che in tantissimi utilizzano la stazione di Grisignano, quindi una carenza di parcheggi che c'è in questo momento, che ha creato una situazione emergenziale alla quale con la Regione ed RFI cercheremo di dare una risposta anche in tempi abbastanza rapidi, in attesa poi che arrivi il progetto definitivo, che è quello appunto del cambiamento della posizione della stazione. Per ora l'intervento andrà a cercare un ampliamento dei parcheggi, possibilmente un raddoppio, il mantenimento dei parcheggi gratuiti per rispondere alle esigenze dei cittadini. Ringrazio i 2 assessori che sono dichiarati disponibili, Zecchinato e Ruzza, e quanto prima verranno anche a fare un sopralluogo per capire quella che è la situazione di grave difficoltà che abbiamo. Difficoltà ulteriormente ampliata dal fatto che la stazione di Vicenza attualmente è sempre più interessata dai lavori della TAV e quindi tantissimi utilizzatori, fruitori si spostano appunto su Grisignano da grande parte della provincia di Vicenza e anche della provincia di Padova. Quindi l'obiettivo è rispondere a queste difficoltà in tempi brevi. Ecco, proprio questo, si parlava di 25 comuni che hanno proprio interessato la Regione, su questo sarà anche una questione di finanziamenti per come gestire, perché comunque è un problema complesso, ma almeno questo va dato una risposta immediata, comunque veloce, rispetto a quello che poi invece sarà il nuovo assetto della TAV, che va tenuto in considerazione. Tempi in questo momento? Sì, è un problema assolutamente contingente al quale daremo risposta nell'arco, spero, di alcuni mesi. Purtroppo le difficoltà burocratiche amministrative non ci vengono incontro, ma credo che aver comunicato alla cittadinanza e ai ragazzi stessi, che sono stati i principali portatori di questi interessi, che ci stiamo attivando, stiamo lavorando con un'alta priorità su questo
questo tema sia sicuramente un primo passo importante, la condivisione dell'obiettivo con tutti quelli che hanno questo disagio. Sappiamo prima di concludere che il tema della TAV subito a Vicenza resta quel problema più importante. È il caso di dire qualcosa? Al momento prematuro ci si aspetta per esempio il coinvolgimento della Regione anche su questo? Ma su questo io credo che era come provincia necessario fare un punto sui comuni ad est dopo un anno dall'incontro che avevamo avuto precedentemente. È stato fatto, RFI ha comunicato le soluzioni che ad oggi sono sul tavolo, i comuni le hanno recepite, hanno portato le loro istanze, tra l'altro erano presenti anche i consorzi di bonifica perché abbiamo visto come la compatibilità idraulica, soprattutto in un periodo sempre più preoccupante verso il quale andiamo incontro, sia importantissimo. Quindi come ruolo di provincia siamo riusciti ad adempiere a quello che era il nostro impegno, questo abbiamo fatto, RFI ha presentato i progetti, i comuni hanno visto recepite le loro istanze, quindi su questo mi sento di aver adempiuto a un impegno che avevamo preso circa un anno fa con questi comuni. Ecco, allora la ringraziamo, buon lavoro, ovviamente la questione non finisce qui, anzi tutt'altro, grazie. Grazie a voi e ancora buona giornata ai telespettatori. Ecco, direi che da Grisignano di Zocco per il momento è tutto. Direttore, se non hai domande da fare, restituisco la linea allo studio. Grazie molte Daniele, grazie a te e al tecnico Alberto Pivetta. Qui sono disagi provocati da interventi che riguardano interventi sulle delle grandi infrastrutture, linee ferroviarie. Poi ci sono invece comunità in cui i disagi sono purtroppo provocati dal degrado, dallo spaccio, come succede a Insula, nelle case Insula del villaggio dei Fiori a Spinea. C'è la denuncia, sentiamo la denuncia di un imprenditore che è pronto a spostare la sua attività. Posso dire che il più delle volte sono proprio le persone che invadono gli appartamenti chiusi che poi alla fin fine creano questi problemi. Lei chiede una attenzione che dice adesso non c'è verso quest'area. Non c'è, mi spiace dirlo, ma proprio non c'è. Spinea, villaggio dei Fiori, complesso Sanremo, lungo l'area degli alloggi popolari del Comune di Venezia, gestiti da Insula, a pochi passi dalla nuova sede della polizia locale. Qui, al calare della sera, le corti interne diventano abituali punti di ritrovo di gruppi di giovani, dediti allo spaccio e al consumo di droghe. Al mattino, i segni del degrado, escrementi umani, rifiuti abbandonati, bottiglie rotte, accumuli di sporcizia. Qui si aggiunge il degrado davanti agli ingressi delle abitazioni, con gabbie di animali nei giardini condominiali e panni stesi ovunque negli spazi comuni. A denunciare pubblicamente la situazione di malcontento è Pier Antonio Del Turco, imprenditore attivo nel settore della ricerca scientifica e farmacologica, la cui azienda, nota a livello internazionale, opera da anni proprio nell'area interessata. Creda, se fate un giro qua dietro, purtroppo è veramente sporco, proprio è tutto gente che è abituata, che finisce la pizza e butta il cartone lì, no? Dove abbiamo gli uffici, anche qui abbiamo installato un sistema di sicurezza con le telecamere, con la registrazione, che tra l'altro un paio di volte è servito anche ai carabinieri. Del Turco si dice sempre più preoccupato per le condizioni di decoro, vivibilità e sicurezza per sé e per i suoi dipendenti, tra cui scienziati, biologi e ricercatori. È un'azienda la nostra dove gira parecchio materiale importante, tanti soldi, che non sono qui chiaramente. Alla richiesta dell'industriale puntuale la risposta del sindaco di Spinea, pur riconoscendo le criticità e ricordando l'impegno di carabinieri e polizia locale, ricorda anche come la competenza sugli alloggi popolari faccia capo al Comune di Venezia. Nella passata gestione di Insula c'erano state fatte promesse, quello di intervenire con delle guardie giurate, intervenire rimuovendo contatori del gas e dell'acqua. Di questo non è stato fatto nulla. Se la situazione non cambia, lascio tutto e sposto l'azienda, replica laconico l'imprenditore. Lo ripeto perché è a mani cuore, guardi. Io ho un terreno in zona artigianale a Milano, dove ho anche permesso per costruire il progetto già approvato. Ad oggi non l'ho ancora fatto, però non posso più sopportare una cosa così. Per la sicurezza dei miei ragazzi e anche per l'immagine della mia azienda, ribadisco qua, vengono a visitarci clienti molto importanti di multinazionali. Insomma, anche gli imprenditori non si sottraggono al degrado come in questo caso, e a Bassano del Grappa regna sovrana l'inciviltà della movida, i residenti del centro storico esasperati da molto tempo, con il consiglio di quartiere che denuncia servono maggiori controlli.
Bar usati come discoteche, musica ad alto volume, schiamazzi e liti che sfociano a volte in episodi violenti. I residenti del centro storico di Bassano sono stanchi, esasperati da una situazione in continuo peggioramento. Le prime avvisaglie che quest'estate sarebbe stata particolare sono arrivate già con il primo weekend di Pasqua, dove fin da subito abbiamo contattato l'assessore, la polizia locale, perché diciamo la situazione si stava facendo calda. Episodi che si ripetono con troppa frequenza, urla, grida, minacce, anche a notte fonda e soprattutto in alcune zone della città. Io abito nella zona della biblioteca, per dire, e quella è una terra di nessuno. La notte i ragazzi stanno lì, e urlano e ne fanno di tutti i colori. L'amministrazione comunale qualche settimana fa ha annunciato l'avvio del progetto Bassano Vivibile, che prevede l'intensificazione dei controlli serali da parte della polizia locale, controlli che però non sarebbero sufficienti. Quello che noi abbiamo chiesto durante lo scorso Consiglio e che continuiamo a chiedere all'amministrazione è una presenza capillare, con magari della polizia che si muova a piedi o con dei mezzi un po' più rapidi per raggiungere i vari punti del centro, che ha le sue particolarità, diciamo, ecco. Una presenza più capillare delle forze dell'ordine, questo chiede il Consiglio di quartiere, oltre a una revisione del patto civico. Si chiede anche che venga monitorato e verificato se effettivamente quello che è stato sottoscritto nel patto viene rispettato, e lo si chiede soprattutto la notte, perché diciamo che il Consiglio di quartiere non è che chiede un orario di coprifuoco o che il centro si svuoti di ogni attività, chiede semplicemente che quanto è stato sottoscritto e che le norme esistenti vengano rispettate da tutti. Servizio di Monica Smiderle, andiamo a Treviso per gli insulti omofobi e le offese sotto il video pubblicato dal coordinamento LGBTE di Treviso per illustrare il percorso del Pride del prossimo 20 giugno, unanime la condanna delle associazioni. E voi conoscete il percorso del Treviso Pride 2026? Venite con me. Un video pubblicato sul profilo social del Pride Treviso, Francesco Califano, in arte Ama Supreme, che racconta il percorso della carovana colorata che invaderà le strade di Treviso il prossimo 20 giugno. A corredo un corollario di insulti omofobi rivolti non solo al protagonista della clip, ma anche a tutta la comunità LGBTQ+. Ci dice che il Pride innanzitutto è ancora una cosa importante. Ci dice che c'è una discriminazione pazzesca di cui non ci rendiamo conto. Oggi lo vediamo nei post dei social. In realtà queste discriminazioni avvengono continuamente nei posti di lavoro, nelle scuole, nei bar. Quindi probabilmente sarebbe ora di rendersi conto che c'è ancora un problema e di affrontarlo. Commenti denigratori e offensivi che fanno riflettere su come l'omotransfobia sia un tema ancora aperto e più che mai presente. Io penso che Treviso non sia ostile nella maggior parte delle persone. Le persone non sono ostili neanche nella loro natura, però purtroppo ci sono queste minoranze di persone violente che alle volte sono violente solo a parole, alle volte purtroppo sono violente anche in altro modo, e quindi sarebbe bello che Treviso partecipasse il 20 giugno proprio per far capire che queste persone sono solo una minoranza. La condanna da parte delle associazioni: non ci lasciamo intimidire da questi attacchi, dicono dal coordinamento. Al contrario, episodi come questo rafforzano la nostra determinazione nel portare avanti rivendicazioni di uguaglianza, dignità e allargamento di diritti per tutte le persone, i valori al centro della manifestazione. Queste cose provocano dolore, le provocherebbero in chiunque, e sì, dare del dolore gratuito a un ragazzo o comunque a una comunità secondo me non ha assolutamente senso, anche perché i commenti sono pesanti, alcuni commenti vediamo che riportano tra l'altro alle guerre in atto, parlano di Islam, parlano di Iran, ecco, io penso che siano veramente spiacevoli. L'avvocato Michele Agneri al microfono di Eddie Kaliman. Ne vediamo a Padova la chiusura, e non è la prima volta, di un bar, quello di via Madonna della Salute, che è stato teatro di risse ed episodi violenti.
Un'ennesima violenta aggressione ha fatto scattare per un locale in via Madonna della Salute a Padova la chiusura immediata per 75 giorni disposta dal questore Marco Dorisio. A causare il provvedimento una rissa scoppiata nella notte di martedì 9 giugno, quando un 31enne cittadino marocchino è stato pestato a sangue da 4 nordafricani, probabilmente tunisini, provocandogli la frattura del setto nasale e numerose contusioni. Per il bar non si tratta del primo stop, abitualmente frequentato da pregiudicati, era già stato teatro di svariati episodi di violenza e illegalità che avevano portato alla chiusura nel marzo scorso per un periodo di 45 giorni. Servizio di Chiara Gaiani. Intanto vediamo un titolo del Gazzettino, una notizia: torna a casa dal lavoro, si accascia a terra e muore Natale Simon stroncato da un'ischemia a 55 anni. È successo a Concordia Sagittaria. Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Matteo, il giovane che ha perso la vita andando nella sua adorata motocicletta. In tantissimi si sono ritrovati per dargli l'ultimo saluto. Forse 100, forse di più, per salutare Matteo Denès, il 19enne che ha perso la vita in un drammatico incidente in località La Secca quando era proprio alla guida della sua moto. Matteo aveva un fratello e una sorella gemelli ed è stato proprio suo fratello a volere questo saluto. Ringrazio tutti per essere venuti, questo è un onore per lui e finiremo il giro come lui voleva. Hanno risposto in tantissimi, anche centauri che non conoscevano Matteo, ma che hanno voluto esserci. Tutti insieme, una unica grande famiglia racchiusa nell'amore per le moto. E chi non era in moto attendeva fuori dalla chiesa in un piazzale che nel ricordo di Matteo si è riempito di ruote e motori. A 18 anni la vita è un cantiere aperto, è un oltre, uno sguardo già immerso nel futuro. E Matteo aveva questo negli occhi e nel cuore. Una mente aperta, già pronta a disegnare il proprio domani. Lo stava attendendo la maturità, ma le sue mani già progettavano il suo futuro. E da questo ciglio della strada si alza un grido. È il grido di Bartimeo, è il grido di ciascuno di noi. Un grido che esprime rabbia, smarrimento, ma anche un disperato bisogno di luce. Quella luce che non sarà facile trovare per chi lo ha amato, ma che oggi ha scoperto che Matteo aveva e avrà più amici di quanto lui stesso sapesse, di quanto lui stesso potesse immaginare che avrebbe mai avuto. Una moto se lo è portato via, tante altre se lo porteranno con loro per sempre. Il servizio di Fabio Fioravanzi della nostra redazione bellunese. Ancora incidenti stradali con un violento scontro tra un'auto e uno scooter, ferito un quindicenne che è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Orgiano, è l'1 del pomeriggio quando in pochi drammatici istanti si consuma un terribile incidente. Un quindicenne viaggia in sella al suo scooter su via Perara. All'incrocio con via Camuzzana, l'impatto violento con un'utilitaria guidata da un 23enne del posto. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare, ma le condizioni del ragazzino subito dopo lo schianto appaiono gravissime. Viene lanciato l'allarme. Sul luogo dell'incidente arrivano le forze dell'ordine, i medici e gli infermieri del SUAM 118 con un'ambulanza. Data la serietà della situazione del ferito, viene attivato anche l'elisoccorso. Il quindicenne è stato portato all'ospedale San Bortolo e ricoverato in rianimazione in gravi condizioni. Il servizio di Carlo Alberto Inghilleri e gli autovelox dovrebbero essere un deterrente proprio per evitare incidenti, ma sono anche fonti di continue polemiche, in particolare dopo l'omologazione con il decreto firmato dal ministro Salvini.
Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini riuscirà davvero a mettere fine all'odissea legata agli autovelox? Il problema è figlio di una distinzione tecnica, la differenza tra approvazione e omologazione. Ecco quindi che il provvedimento chiarisce quali requisiti devono avere i rilevatori di velocità, come devono essere tarati e controllati. Festeggiano quindi i sindaci che proprio nei giorni scorsi avevano inviato una nota a Roma sollecitando la firma del decreto. Mette la parola fine a tanti contenziosi che si aprivano nei nostri territori soltanto perché c'era un cortocircuito normativo che confondeva autorizzazione, omologazione. Adesso il decreto fa chiarezza, stabilisce i parametri di omologazioni per gli autovelox che verranno, ma soprattutto stabilisce un elenco di impianti che sono già, seppur autorizzati, considerati omologati. Tra questi ci sono anche le tecnologie utilizzate proprio dal Comune di Treviso e tendenzialmente dai comuni veneti. Nel mio comune era un decreto atteso perché ci permette di fare chiarezza sull'utilizzo dell'autovelox. Noi abbiamo in disponibilità non dei autovelox fissi ma un autovelox mobile e ribadiamo l'importanza del loro utilizzo non per fare cassa ma per fare sicurezza. Se da un lato i primi cittadini esprimono soddisfazione, dall'altro c'è chi ancora non vede la luce in fondo al tunnel. La battaglia non si è affatto conclusa, ma ripeto, il ragionamento viene da sé, la conclusione. Se fosse stato semplicemente necessario un decreto, come mai il Ministero non l'ha fatto in tutti questi anni? Ha tentato, da quello che mi risulta, di ottenere le autorizzazioni da Bruxelles, non avendole ottenute e trovandosi una certa situazione, hanno pensato di rimediare in questa maniera. Però, ripeto, manca la certificazione metrica legale che è necessaria per tutti gli strumenti di misura. Per questo la partita dell'omologazione degli autovelox potrebbe non essere ancora del tutto chiusa. Quel che è certo è che sul fronte della sicurezza stradale c'è ancora molto lavoro da fare. L'importante è non fare cassa. La prevenzione, se mi permetto, va fatta alle scuole, come faceva la provincia di Treviso negli anni d'oro. La prevenzione va fatta ai nostri ragazzi, alle scuole, e va insegnato come si guida nelle strade nel rispetto delle regole con senso civico. Lì si fa la vera prevenzione. Così il grandissimo sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, che è stato ospite di Focus l'altra sera, e ieri sera a Focus abbiamo parlato della Lega dopo una giornata piena di notizie anche frammentarie sul Consiglio federale, che poi si è svolto e si è concluso con un nulla di fatto, nessuna nomina di Zaia vice segretario e nemmeno di Fedriga, si è preso tempo e soprattutto Salvini avrebbe detto di no alla ipotesi di una Lega divisa in due, quella del nord e quella del sud. Sentiamo. Le difficoltà della Lega, certificate dai sondaggi che parlano di un calo dei consensi, è nella mancata fumata bianca al Consiglio federale di ieri a Roma. Matteo Salvini ha scelto di prendere tempo sulle nomine interne dei nuovi vice segretari, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, rinviando tutto alla prossima settimana. Una scelta ufficialmente motivata dalla necessità di approfondire i dossier aperti, ma che fotografa un partito ancora alla ricerca di una sintesi tra le diverse anime territoriali. Al centro del confronto c'è soprattutto il ruolo del Nord e dei governatori. Luca Zaia, forte di un consenso personale che continua a rappresentare un patrimonio politico per il Carroccio, non ha scoperto le carte, ma ha ribadito la necessità di una svolta a Nord. Un messaggio che molti interpretano come la richiesta di rafforzare il peso dei territori nella catena di comando del partito. Accanto all'ex governatore veneto si sono mossi anche i presidenti di regione e diversi dirigenti locali, convinti che la Lega debba recuperare identità e radicamento dopo anni di espansione nazionale. Non è un caso che il dibattito abbia riguardato anche la riorganizzazione della segreteria e gli equilibri tra le diverse aree geografiche. Sul tavolo pesa inoltre la questione Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale e il progressivo avvicinamento di amministrazioni
amministratori e militanti e il generale hanno acceso più di una preoccupazione. Salvini continua a minimizzare il fenomeno, ma la perdita di consenso registrata in alcune realtà del nord impone una riflessione strategica. Da qui la scelta di non forzare la mano. Il leader leghista punta a evitare spaccature e a costruire una mediazione che tenga insieme tutte le componenti del movimento. Una soluzione che però richiede tempo, che rinvia ancora una volta il chiarimento sugli assetti futuri. Servizio di Ivano Tolettini, ne abbiamo parlato ovviamente ieri sera a Focus. In collegamento c'era anche Alberto Villanova che ha lasciato la Lega dopo la delusione delle elezioni regionali e l'andamento del partito in questa fase. Sentiamo cosa ci ha detto. Fuori dalla Lega. Io però un giorno sogno di poter tornare a iscrivermi in un partito anche da sostenitore, perdendo tutti gli anni di militanza, però un partito depurato da certi personaggi. Perché allora il mio credo non è cambiato di 1 millimetro dal 2009, quando mi sono iscritto, da quando ho fatto tutto il percorso amministrativo che mi ha portato a essere capogruppo in regione. Quello che sono i miei ideali non sono cambiati ed è per questo che non vado in nessun altro partito, perché nessun altro partito può rappresentarli se non quello che era il mio partito, ma un partito depurato da certi personaggi che lo stanno distruggendo. Questo è quello che vorrei fare io. E allora, quello che dicevo prima, tornare a una Lega che si occupa del nostro territorio, una Lega che però vuol dire che fa cose concrete, ad esempio non votare Roma Capitale prima dell'autonomia del Veneto. E questo non lo dico adesso, lo dicevo anche prima e il direttore ne è testimone, perché l'ho detto anche in campagna elettorale questa roba qua. Certo. Probabilmente il fatto di essere stato troppo schietto in questi anni mi ha provocato il trattamento che mi ha riservato la Lega. Il fatto di aver lavorato troppo per il presidente Zaia forse mi ha riservato questo trattamento, però io sono orgoglioso di quello che ho fatto, sono orgoglioso anche di aver perso le elezioni contro l'intero partito e anche contro la candidatura di Zaia a testa alta. Ci ho messo tutto me stesso, ho lottato da solo contro tutti, non sono arrivato, diciamo, mi mancavano 150 preferenze per arrivare, ho perso, lo ammetto, sono stato 6 mesi in silenzio. Non ho detto una parola, ho aspettato di vedere se qualcuno prendeva il telefono e mi chiamava, nessuno ha alzato la cornetta per chiamarmi. Allora adesso io come faccio a tornare in un partito ora con queste persone ai vertici? È una questione personale, io l'ho vissuta sulla mia pelle, però ripeto, le cose che sto dicendo adesso, magari lo dicevo in maniera più velata, non lo dicevo così in maniera esplicita, ma le ho sempre dette. Cioè se noi... mi scappa il noi, è un lapsus freudiano. Se la Lega non torna a parlare dei propri, di quello che l'ha fatta nascere, di cosa parla? Ci ricordiamo quando, Stefano, tu ricordi bene quando siamo andati tutti a Firenze qualche anno fa ad ascoltare l'estrema destra di tutta Europa che parlava dal palco? Te lo ricordi o no? Cosa c'entra con noi quella storia là? L'AfD cosa c'entra con noi, quelli che sono l'estrema destra in Germania? Niente c'entrano. E allora noi dobbiamo continuare a sopportare che ci sia una Lega diretta da Milano o da Roma che se ne sbatte del Veneto, perché questa è la situazione. Il Veneto torna di moda solo quando c'è da prendere Zaia per portarlo a Roma e salvare il fondo schiena a chi si deve candidare nel listino bloccato per andare in Parlamento. Questa è la realtà. Altro tema, dopo chiudo direttore, mi scusi. Prego. Come fa un partito come la Lega, quello che ripeto che è sempre stato il mio partito e che spero torni ad essere il mio partito in futuro, ad opporsi alle preferenze nella legge elettorale che sta vedendo il governo in questo momento? Come fa la Lega, che ha il bacino di amministratori locali migliore in Italia, e questo penso che ci siano pochi che possono dire il contrario, con un bacino di amministratori locali che sanno prendere preferenze, che sono apprezzati dal territorio, la Lega mette il veto sulle preferenze. Perché lo mette? Perché ha bisogno del listino bloccato per mettere sempre i soliti. Questa è la questione e voglio che qualcuno mi dica che ho torto. Allora così ieri sera Alberto Villanova, che non le ha mandate a dire, è un vero e proprio sfogo contro gli attuali vertici del Carroccio. Andiamo adesso in pubblicità un paio di minuti, state con noi, torniamo con altra cronaca, altri collegamenti, a tra poco.
Nuovo in diretta con Focus TG, torniamo sul maltempo che ha colpito pesantemente anche il Trevigiano. Andiamo a Onè di Fonte con Federico Fusetti. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, siamo qui per la precisione a Fonte Alto con il sindaco di Fonte, Matteo Somadossi, buongiorno sindaco, e Tommaso Migot che mi aiuta sul piano tecnico, che vi mostra quello che è accaduto, una piccola parte, un piccolo assaggio di quello che è successo in questa zona. Guardate qui veramente è passata una tempesta fortissima, un quarto d'ora sindaco di pura, c'è stata sicuramente paura ma anche dramma se vogliamo, perché i danni sono stati tantissimi. Ci racconta un po' quello che è accaduto ieri. Sì, sono stati 15 minuti davvero devastanti qui, a memoria d'uomo, da quello che ci è stato raccontato anche da chi ha più anni di me. Mi ha detto praticamente che non ha mai vissuto una violenza del genere in termini di grandine. Noi di solito questa è una zona... Grandine e vento fortissimo. Sì, c'era davvero tantissimo vento, che a un certo punto pensavamo che diventasse una tromba d'aria, però per fortuna quello che è rimasto ha fatto comunque tantissimi danni. E grandine grande come palline da golf, davvero uova, ho visto foto davvero impressionanti, e continuavano ad arrivarmi video, audio di gente davvero allarmata e con ansia. E quello che abbiamo fatto subito era appunto attivare il centro operativo comunale col COC e appunto coinvolgere l'AVAB, la nostra protezione civile di riferimento, che ringrazio davvero di cuore, che prontamente sono venuti qua sul posto e hanno messo in sicurezza un ponte che era completamente andato sotto acqua, perché le caditoie si erano chiuse con foglie e sabbia, e ci sono caduti dei pali del telefono che sono stati messi in sicurezza, e abbiamo anche liberato un pezzo di strada appunto regionale che degli alberi avevano invaso la carezzata. Tutto questo verso le 6 ieri l'emergenza era praticamente già si è rientrata. Restava però appunto il disastro di foglie, piante abbattute, e prontamente oggi con l'aiuto di Contarina, che davvero ringrazio, abbiamo già attivato un piano di spazzamenti per oggi e per domani mattina, e abbiamo aperto la discarica, appunto il centro di raccolta differenziata, che domani mattina e sia questa mattina, questo pomeriggio e domani mattina sarà a disposizione dei cittadini per conferire ramaglie e tutti i danni che sono stati ricevuti. Danni anche alle aziende? Aziende sì, abbiamo alcuni capannoni, parecchi capannoni che hanno appunto lucernari sfondati, tutte le macchine nei vari parcheggi distrutte, abbiamo davvero carrozzerie, cioè dell'auto completamente andate, vetri distrutti, copi delle case appunto rovinati, impianti fotovoltaici anche quelli molti rotti. Mi hanno appunto segnalato tutte queste cose questa mattina. Ecco. Danni ancora impossibile quantificarli? Quantificarli ancora è difficile. Per quanto riguarda l'aspetto comunale, che ha colpito di più sicuramente è il cimitero, dove abbiamo la distruzione praticamente totale di fiori, è veramente preso davvero male, tutte le foto delle tombe, anche quelle là rotte, grazie a dei volontari che domani mattina anche gli alpini e anche altri volontari verranno a darci una mano, cercheremo di sistemare tutto al più presto, che davvero ringrazio i volontari. Personalmente da sindaco quello che mi ha colpito di più è stato l'atteggiamento dei nostri cittadini fontesi, che amareggiati ma senza lamentarsi questa mattina già dalle prime ore si sono messi a pulire davanti casa anche pezzi pubblici, che davvero ringrazio di cuore, perché davvero in questi casi l'unione fa davvero la forza. Approfittiamo per fare anche un po' di pubblicità positiva, direttore, perché sono luoghi stupendi questi. Purtroppo sì, in questo momento c'è il dramma di chi ha subito danni, però veramente è una zona stupenda. Sì, è una zona davvero che quando la gente viene qua davvero gli si riempie il cuore. Siamo all'interno anche della biosfera del MAB UNESCO, quindi davvero sono zone da scoprire, e quando vediamo queste cose qui davvero a noi ci piange il cuore, ma è una gente che davvero sa accogliere e sa davvero tirarsi sulle maniche, però abbiamo bisogno anche degli enti superiori che vengono a darci una mano, soprattutto in queste occasioni, perché davvero da soli non ce la facciamo, però siamo qua per fare squadra, ecco. Grazie al sindaco di Fonte, Matteo Somadossi. Direttore, se non hai domande, io e Tommaso Migot ti restituiamo la linea. Grazie molte Federico Fusetti e Tommaso Migot per la parte tecnica. Vediamo in Friuli Venezia Giulia, anche qui il maltempo ha colpito. Questo è il Messaggero Veneto. Supercella da oltre 4.000 fulmini e vento a 98 km/h, i numeri del maltempo in Friuli.
Il passaggio di una violenta saccatura atlantica taglia in due la regione, oltre 110 interventi dei Vigili del Fuoco e 27 missioni della Protezione Civile nell'Interland udinese. Picchi di 117 mm di pioggia in montagna e alberi abbattuti dal vento. Trieste resta all'asciutto. Vedete, impressionante questa mappa del meteo. C'è ancora chi sostiene che non sono in corso cambiamenti climatici. Facciamo un riepilogo della situazione proprio nell'Udinese. L'allerta meteo annunciata era di colore giallo, ma le piogge, temporali, nubifragi sono stati tantissimi, con un'immensa quantità di acqua caduta su Udine e larga parte della provincia, causando danni non indifferenti. Qualche allagamento, alberi, rami, elementi costruttivi caduti o pericolanti, capannoni con tetti danneggiati sono solo alcune delle circostanze che hanno messo in pericolo i cittadini friulani. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa è accaduto, considerando che sono proseguiti per tutta la notte gli interventi di soccorso tecnico urgente che i Vigili del Fuoco hanno eseguito a seguito del maltempo che ha colpito il territorio regionale a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì 10 giugno. E il più colpito è stato appunto il territorio del comando di Udine, dove tra le 19 del 10 giugno fino alle ore 7 di mattina di giovedì 11 giugno sono stati portati a termine 110 interventi di soccorso e sempre alle ore 7 del mattino erano ancora una decina le richieste da evadere. I Vigili del Fuoco del comando di Udine sono stati impegnati quindi per tutta la notte. A Udine sono caduti parecchi alberi con numerose vie coinvolte, via Planis, via Sauris, via Passons, via Le Ledre, via Le Palmanova, in viale Venezia, via Gorizia sono caduti dei rami con 2 vetture rimaste coinvolte sotto con tanto di rottura del parabrezza. Ma notevoli danni e notevoli piogge si sono registrate anche in provincia, violenti nubifragi si sono abbattuti su Butrio, anche a San Gottardo, Paparotti e Manzano, a Bagnarola di Sesto e Reghena, a Paradamano, Pasian di Prato e Codroipo. Alberi caduti anche a Sclaunico e ad Orsaria sul ponte di Leproso, con la strada che collega Butrio a Orsaria rimasta bloccata. Adesso il meteo dovrebbe regalare dei giorni più sereni con una tregua da questo maltempo. Servizio di Federico De Rossa, ci sono stati momenti di apprensione ad Osoppo dove 2 giovani stranieri hanno provato ad attraversare il fiume con la pick-up il tagliamento, rimanendo bloccati nel corso d'acqua, sono stati salvati dall'elisoccorso. Momenti di grande angoscia e paura, quelli vissuti questa mattina a Osoppo, precisamente nella frazione di Pineta sul fiume Tagliamento. Nei pressi del ponte di Braulins, 2 turisti stranieri, un uomo e una donna, insieme ai loro 2 cani, hanno cercato di attraversare il fiume con il loro pick-up rimanendo bloccati in mezzo all'acqua intorno alle ore 9:45 di mercoledì 10 giugno. Un passante che stava attraversando il ponte ha visto tutto, si è accorto della scena e ha chiamato immediatamente il numero unico per le emergenze 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco attivati dalla Sores, i soccorritori fluviali e alluvionali e il 118. Proprio l'elisoccorso del 118 alla fine è riuscito a trarre in salvo sia i 2 cittadini sia i loro amati cani, salvando la donna con il verricello mentre l'uomo con uno dei 2 animali stava raggiungendo la riva a nuoto. I soccorritori poi hanno raggiunto il veicolo salvando anche il secondo animale che era rimasto all'interno del fuoristrada. I 2 turisti alla fine sono risultati illesi, una situazione che è finita bene ma che poteva concludersi davvero molto molto peggio. Come vedete, insomma, oggi a maggior ragione perché c'è brutto tempo, guardate la forza anche dell'acqua e comunque anche l'altezza dei centimetri che ha raggiunto il livello dell'acqua con le piogge. L'allarme quindi l'ha fatto scattare proprio questo passante perché si è accorto che c'era questa automobile completamente circondata dall'acqua ed è la stessa scena che si sono trovati anche i soccorritori quando sono arrivati sul posto. E come dicevamo erano all'interno dell'auto 2 cittadini insieme ai loro 2 cani. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio, c'è stato un grande lavoro di squadra e si è riuscito a portare a termine l'intervento. Sono stati recuperati sia i giovani sia i cani grazie all'azione congiunta appunto sia da via aerea sia via terra. Una volta messi in salvo i giovani sono stati visitati ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale con le operazioni che poi si sono concentrate per il recupero del veicolo che è stato ovviamente abbastanza complicato. E tutto è bene quel che finisce bene, però insomma di sicuro una situazione che poteva trasformarsi veramente in tragedia.
Ed è comprensibilmente arrabbiato il sindaco di Osoppo, Tiepolo, che dice in questi casi coloro che con la massima incoscienza fanno queste imprese dovrebbero pagare di tasca loro il costo dei soccorsi. Le azioni incaute di alcuni turisti hanno creato allarme oggi ad Osoppo, dove un autoveicolo con a bordo 2 persone, nonostante l'allerta meteo e i divieti di attraversamento presenti, sono restati bloccati sul letto del fiume Tagliamento, esponendo loro stessi a un grave pericolo. Ringrazio i soccorsi che si sono mossi efficacemente ed immediatamente, salvando queste persone che non hanno riportato conseguenze, compresi i loro cani. Mi chiedo però se in questi casi non sarebbe opportuno far pagare i costi del soccorso, che sono risultati particolarmente onerosi per l'intervento dell'elicottero, a coloro che si comportano con negligenza e irresponsabilmente, non rispettando i limiti e le leggi. Così il sindaco di Osoppo. Vediamo le immagini dei vigili del fuoco di Belluno che stanno intervenendo dalla scorsa notte a seguito della segnalazione del mancato rientro di un'escursionista straniera attesa nel pomeriggio di ieri presso una struttura ricettiva di Alano di Piave. La donna era partita la mattina da Seren del Grappa percorrendo l'itinerario del cammino retico in direzione di Schievenin. I vigili del fuoco stanno operando con personale specializzato in topografia applicata al soccorso, nuclei cinofili e il nucleo elicotteri di Venezia impegnato nel sorvolo dell'area. Le operazioni si concentrano lungo il tratto montano compreso tra Forcella da Vienna e la Val d'Umela nel comune di Alano di Piave. Le ricerche si svolgono in stretta sinergia con il soccorso alpino e la Guardia di Finanza con le forze dell'ordine. Le operazioni sono tuttora in corso. L'altro ieri era stata invece ritrovata un'altra escursionista che era scomparsa nei pressi di Cortina d'Ampezzo, era stata ritrovata purtroppo cadavere. Andiamo adesso alla pagina immancabile dei furti e delle spaccate. Vediamo a Trieste. Partiamo da Trieste con la spaccata in un negozio, vediamo. Ecco il ladro in azione mentre ruba alcuni cellulari e centinaia di euro dalla cassa. Ennesimo furto con spaccata a Trieste. Questa volta a farne le spese è il negozio della Wind in piazza dell'Unità d'Italia. L'episodio è avvenuto poco prima dell'alba, alle 4 del mattino. Il giovane, che ha agito a volto scoperto, ha divelto uno dei pali di ferro di un cantiere nelle vicinanze e ha infranto la vetrata. Dopo, facendosi largo fra i cocci, ha rapidamente preso alcuni smartphone e i soldi per poi metterli nello zainetto che aveva con sé. Infine è fuggito con il malloppo. Il malintenzionato però non ha tenuto conto delle telecamere, sia quelle interne al negozio che quelle installate in piazza Unità, che hanno interamente ripreso la scena. Ad accorgersi del danno le dipendenti del negozio appena arrivate al lavoro questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Come detto, si tratta dell'ennesimo furto con spaccata. Non è escluso che il giovane che ha agito questa mattina sia lo stesso resosi protagonista di episodi simili, con lo stesso modus operandi, ai danni di altri esercizi commerciali del centro cittadino. Vediamo la giornale di Vicenza. Questa notizia: entra nel bar e minaccia tutti brandendo un macete, fermato da titolari e clienti. È successo martedì, cioè ieri sera, l'altro ieri sera al Jamming Club di San Biagio, intervento di un militare americano fuori servizio. Sono in corso indagini della polizia locale. E una spaccata nella notte tra lunedì e martedì alla cartoleria tabaccheria Stiore di Treviso. I ladri si feriscono durante il colpo, è sparito il fondo cassa, 1.200 euro circa. Sentiamo il racconto del titolare. Sono stato contattato circa alle 6 del mattino dal custode qua del grattacielo alle Stiore, che una persona che abita sopra il mio condominio ha visto la porta rotta. Quindi sono arrivato, effettivamente hanno creato un foro sul vetro antisfondamento, insomma sono riusciti ad aprire un varco. E, ho chiamato i carabinieri, sono usciti, hanno fatto i rilievi perché c'erano anche macchie di sangue dappertutto, insomma la persona che è entrata si è ferita, insomma.
ed è riuscito a prendere il fondo cassa in pratica. E purtroppo per una disfunzione dell'allarme si è attivato ma non sono partite le chiamate, quindi è riuscito anche ad fare indisturbato. Quanto più o meno vi hanno portato via? Purtroppo eravamo sui 1.200 euro di fondo cassa all'incirca. Un brutto episodio. Un brutto episodio perché sì, dovuto proprio al fatto che non è partito l'allarme, perché abbiamo anche il nebbiogeno, però non è partito proprio per la centralina di difetti, insomma abbiamo riscontrato che la centralina aveva dei difetti. Ci sono telecamere lì in zona che possono... Ci sono telecamere, sì, no, ma anche le nostre hanno funzionato, quindi abbiamo passato i filmati ai carabinieri, adesso vedranno se riescono a rintracciare la persona, insomma. Come si lavora dopo un'esperienza del genere, signor Giuriato? Ma diciamo c'è una delusione perché già l'anno scorso, una volta a settembre, una volta a dicembre, abbiamo avuto la rottura sul distributore esterno. Quindi adesso a giugno un'altra volta, insomma, non è piacevole, insomma. L'intervista di Francesca Bozza, andiamo a Casale sul Sile dove sono entrati nuovamente in azione i ladri. Sapere anche che delle persone magari non entrano in casa, però intanto cominciano ad aggirarla, a guardarla e comunque entrare nel tuo suolo, a toccare le tue cose, ti dà un po' di senso di insicurezza. Andare a letto adesso fa un po' specie. Diciamo che stai un po' più attento, quello sì, stai un po' più attento ai rumori. Denis Michelon vive con i genitori e i nonni in via Vecchia Trevigiana, in località Caberlotto, a Casale sul Sile, un quartiere tranquillo di case circondate dal verde. Una quiete interrotta la scorsa notte dal passaggio dei ladri, almeno 2 in azione, vestiti di nero con il volto travisato, in mano una torcia. Sarebbero entrati ricavando un passaggio nella rete che circonda l'abitazione. È circa mezzanotte. Denis e la madre stanno già dormendo, il padre sta per andare a letto quando avverte dei rumori strani provenire dal giardino. Si affaccia dal vetro del portoncino d'entrata per capire cosa stia succedendo. E a un certo punto ha visto un individuo che si approcingeva a arrivare al portoncino e in quel momento là ha cominciato a bussare sul portoncino urlando i ladri e là mi sono svegliato anch'io e là sono scappati per fortuna. Hanno di sicuro fatto il giro della casa perché si sono sentiti questi rumori un po' dappertutto, insomma. Stavamo cercando di capire se c'era effettivamente qualcuno in casa. E se c'era qualcuno in casa, secondo me anche se c'erano dei punti deboli di accesso. I ladri sono poi fuggiti attraverso i campi sul retro dell'abitazione, scavalcando questa rete sul terreno le orme lasciate dal loro passaggio. Probabilmente sono gli stessi soggetti segnalati in via Chiesa Conscio e quelli che poco prima, ad un centinaio di metri di distanza dall'abitazione dei Michelon, hanno tentato di entrare in un'altra villetta. In casa c'è una ragazza, sta guardando la TV, quando avverte dei rumori. Inizialmente pensa si tratti di un familiare. Mia cugina, sentendo il rumore, ha chiuso, pensavo fosse un familiare, eccetera. Chiudendo la finestra ha visto una persona scappare e poi ha intuito che erano i ladri, appunto. Colpi falliti ma che lasciano inquietudine. La famiglia Michelon in passato ha subito diversi furti. In un'occasione il padre di Denis aveva affrontato il ladro riuscendo a bloccarlo. No, non si abituò mai. Speriamo che non tornerò mai più, speriamo. Fa paura questo? Sì, perché rimane nel cuore. Servizio di Francesca Bozza, vediamo invece l'episodio di un'anziana che è stata aggredita, le è stata portata via una collana, è stato poi arrestato il ladro e anche i 3 complici nel Veronese, arrestati dai carabinieri. L'ha seguita all'esterno del supermercato e mentre stava caricando le borse della spesa in auto l'ha sorpresa alle spalle strappandole la collana d'oro con i 2 anelli appesi. Non è riuscita nemmeno a reagire l'anziana derubata lo scorso 4 giugno all'ora di pranzo nel parcheggio di un supermercato di Solesino. Il ladro insieme ai complici è stato però individuato dai carabinieri di Montagnana grazie alle indicazioni date dai testimoni che hanno assistito alla scena e hanno dato subito l'allarme. Si tratta di 4 cittadini peruviani tra i 20 e i 27 anni. La vittima è stata aggredita alle spalle dal giovane che come lei era appena uscito dal negozio. Un'azione fulminea. Le ha strappato il monile con un gesto rapido e poi si è dato alla fuga verso la strada. La donna dopo qualche secondo di totale disorientamento ha provato a inseguirlo a piedi senza grandi speranze. Nel frattempo un'auto con all'interno i complici è partita a tutta velocità caricando il ragazzo a bordo e dileguandosi. I testimoni però hanno fornito parte della targa e la direzione della fuga ai carabinieri e così
Così a Legnago, nel Veronese, l'auto è stata bloccata dai militari. A bordo 4 persone, nascosta sotto il tappetino dell'auto proprio la collana appena rubata. Nel bagagliaio moltissimi capi di abbigliamento di marca, calzature, accessori, ancora con le etichette provento di furto. Anche uno dei ragazzi indossava una collana d'oro con il gancio strappato. In auto anche un passaporto e una patente di guida, risultati falsi. In 4 sono stati denunciati e tutto il materiale è stato sequestrato, mentre la collana è stata restituita alla signora di Solesino derubata. Servizio di Valentina Visentina, ancora pubblicità, ma torniamo tra pochissimo. E per la festa del Santo continuano i pellegrinaggi in Basilica nel periodo della Tredicina, in attesa ovviamente di sabato. Ieri i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto e già oltre 25.000 i passaggi di pellegrini alla Cappella delle Reliquie. I drappi antoniani alle finestre, Piazza del Santo pronta per la grande festa di sabato prossimo, una preparazione che continua anche per le migliaia di devoti e fedeli che in questi primi giorni di giugno entrano con fede in Basilica per compiere il gesto del pellegrino e sostare in preghiera alla tomba del Santo. Già oltre 25.000 le persone arrivate a Padova, accompagnati dal loro vescovo. Martedì sono giunti i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto. Il vescovo nella sua omelia ha ricordato il rapporto tra Sant'Antonio e San Francesco, a cui è dedicato il giugno antoniano a 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Antonio ha ricevuto da Francesco la possibilità di dare un orientamento nuovo al suo desiderio di una vita ispirata al Vangelo. Francesco ha riconosciuto in Antonio un dono per l'ordine dei frati minori. Ha accolto la sua competenza di teologo, un insegnante della Sacra Dottrina, un conoscitore della Sacra Scrittura, capace di tenere unito lo studio e lo spirito di santa orazione e devozione. Francesco e Antonio si incontrarono ad Assisi il 30 maggio 1221 durante il capitolo delle Stuoie. Furono dono l'uno per l'altro e, richiamando questo scambio di doni, i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto hanno voluto fare un regalo a Monsignor Battocchio a 1 anno dalla sua ordinazione episcopale. In Basilica si continua a pregare aspettando il 13 giugno. Il giorno della festa di Sant'Antonio sarà trasmesso in diretta su Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, dall'alba e fino al tramonto. Potrete vivere con noi le celebrazioni eucaristiche, i momenti di preghiera e la solenne processione che porterà Sant'Antonio lungo le strade della città di Padova. Servizio di Chiara Gaiani, non perdetevi la lunga diretta di Rete Veneta questo sabato per la festa di Sant'Antonio e domani sera a Focus un'intervista esclusiva in diretta a Emanuele Filiberto di Savoia che presenterà il suo libro La Regina di Maggio dedicato alla nonna Maria Osè. Vediamo il titolo di un'intervista che ha rilasciato a Vanity Fair: quando arrivai in Italia mi fischiavano, oggi sento che il pregiudizio è scomparso. A 53 anni preferisco diventare nonno piuttosto che papà. Emanuele Filiberto, venerdì sera alle 21:15 a Focus. Vediamo gli ospiti della puntata di questa sera di Focus: Fabiano Barbisan, Marco Brigo, Stefano Dall'Agata, Marzio Favero, Gennaro Marotta, Paolo Pizzolato, Alberto Ruggin e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie a Mattia Pizzaia, Tony Polli, Edoardo Pari, Sebastiano Pizzolongo in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20 circa. Buona giornata.